Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel diario del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di una situazione che è successo negli anni 83. Nel 1983 è successo qualcosa in Italia di veramente particolare. E oggi quindi vedremo un po' cosa succedeva in quegli anni, così da rendervi conto che quando entrate in questi social che cominciano a parlare di angeli colorati e mandatemi luce arcanti e cose del genere, sono un pochettino fuorvianti. Allora, nel 1983-84 praticamente si sapeva a livello esoterico. E prima di tutto vi racconto che questo qui è un racconto di fantasia del Marietto, non è che dovete crederci, sono racconti così che mi vengono mentre vado nei boschi a passeggiare. Ciao Giulia, grazie di esserti unita nel diario del Marietto Veneziano. Cosa succedeva in Italia in quel periodo lì? Nel campo esoterico ci si era reso conto che praticamente i sovietici stavano per invadere l'Europa. E allora a livello esoterico si cercava di tamponare questo problema grosso che faceva un po' paura a tutti, anche perché si era visto cosa era successo in Cecoslovacchia, in Polonia, in Germania dell'Est, e quindi si sapeva che ci sarebbero stati grossi spostamenti di persone in campi di concentramento. E allora in Italia c'erano due ministeri degli interni. Il Ministero dell'Interno che praticamente era governato praticamente dagli USA, dagli ashkenaziti e dagli israeliani sotto questa egidia in un certo senso, e c'era un Ministero degli Interni governato praticamente dal capitano degli Alpini di Torino, il quale aveva scelto tutti i guerrieri della seconda guerra mondiale. Praticamente erano tutta gente che aveva visto sulla propria pelle la seconda guerra mondiale e non voleva più riviverla. E allora c'erano questi due ministeri degli interni, uno statale e l'altro parastatale, che non è che si facevano concorrenza, ma uno era un pochettino, diciamo, lento di riflessi, quello statale. Quello parastatale invece aveva tutta gente che ormai aveva già visto tutto e di più di tutto. E al governo in quel periodo nel 83 c'era un governo guidato da Craxi e i vari gruppi dei ministeri degli interni in quel periodo lì usavano le fabbriche dei sogni per gestire e conoscere i movimenti di gente danarosa e anche di gente, ciao Ludmilla, di gente danarosa, no? E in questa fabbrica dei sogni praticamente c'era un caposaldo di un gruppo paramilitare che sarebbe partito per poi difendere l'Europa nell'86. Ma il governo di Craxi in quel periodo lì, giustamente si può dire, era contro la mafia e si era attivato perché la mafia si era anche infiltrata in una casa dei sogni. Quindi sono partiti praticamente un blocco che ha chiuso questa casa dei sogni nel 83, ma il problema è che da lì poi sarebbe dovuto partire quel gruppo paramilitare che avrebbe dovuto difendere l'Europa, e quindi bisognava riaprirla quella casa dei sogni con ogni mezzo. Il governo Craxi in quel momento lì era miope, anche perché prendeva fondi dall'est e quindi in un certo senso faceva il gioco dei sovietici, senza sicuramente saperlo. I magistrati chiaramente erano partiti in quinta con la bandiera del senso della, come si dice, della giustizia, volevano togliere questa mafia in questa casa dei sogni. Però chiaramente se andavano avanti con questo disegno
non poteva partire nell'86 il Commandos che avrebbe difeso l'Europa. E quindi di conseguenza, quando questo Ministero degli Interni guidato dal capitano degli Alpini di Torino è andato a bussare ciao Tiziana, è andato a bussare alla porta dei magistrati a spiegargli cosa sarebbe successo se questi continuavano a perpetuare il disegno di Bettino Craxi. A questo punto anche loro hanno capito che la mafia faceva solamente parte di un disegno, ma che non era importante in quel momento specifico andare oltre. Infatti, dopo la Casa dei Sogni, dopo 2 mesi che era stata chiusa, fu magicamente riaperta e Bettino Craxi un attimino archiviato. Questo proprio perché stava arrivando questa possibile entrata in guerra. E qui il vostro Marietto mi vuole raccontare appunto che durante questa perquisizione della finanza c'è stato un signore che era stato assunto da poco tempo per via politica ed era stato messo, è sempre un racconto di fantasia, mi raccomando, era stato messo nel settore amministrativo nella Casa dei Sogni, proprio perché un suo zio era un politico importante nel 1980 giù a Roma. Questo, quando sono arrivati i magistrati, ha vuotato il sacco e ha spiegato molte cose che a livello burocratico stavano avvenendo dentro questa Casa dei Sogni. Chiaramente i gestori di questa Casa dei Sogni non sapevano che serviva questa casa come base di partenza per il Commandos che avrebbe fermato l'Unione Sovietica, e quindi praticamente c'erano 3 soggetti: il Ministero degli Interni di Roma, il Ministero degli Interni del capitano degli Alpini di Torino, che era nettamente più performante perché aveva nei suoi gangli tutta gente che aveva vissuto sulla propria pelle la seconda guerra mondiale, quindi capite che dopo che uno ha visto tutte le brutture della seconda guerra mondiale non vuole più rivedere queste cose. E in più c'era questa società privata che si era fatta senza colpa alcuna infiltrare della mafia. Al che questo amministratore, ciao Sara, grazie di esserti unita nel diario del Marietto, al che questo amministratore, cioè più che amministratore era un contabile, arrivati i magistrati ha incominciato a svuotare il sacco e praticamente ha messo un chiodo sulla bara che praticamente avrebbe chiuso definitivamente la Casa dei Sogni. Per fortuna il capitano degli Alpini di Torino è andato a parlare con i magistrati, ha bussato alla loro porta, gli ha fatto vedere cosa stava arrivando dopo pochi anni. Chiaramente i magistrati, o una frangia di loro, si sono ravveduti, hanno capito. Scusate un attimino, avevo una telefonata in linea. Quindi praticamente cosa è successo? È successo che i magistrati si sono ravveduti e hanno riaperto la Casa dei Sogni. Però c'era una frangia di quelli che sono stati traditi perché hanno visto la Casa dei Sogni chiudere, che erano materialisti e sono legati al dito il fatto che questo contabile avesse fatto la spia. Quindi che cosa è successo? È successo che gli avevano giurato che a un certo punto lo avrebbero spento. Il vostro Marietto in quel periodo lì era lontano 600 km dalla Casa dei Sogni, nel 83, era giovane, e quindi praticamente non sapeva niente, era ignaro ancora, non gli avevano spiegato certe dinamiche. Ma cosa succede? Succede che gli anni passano, il vostro Marietto viene assunto nella Casa dei Sogni e ogni tanto incontrava questo amministratore che ufficialmente era diventato un po' il martire, il santo di questa situazione, ma che purtroppo aveva nella coda questo gruppo misterico che gestiva in un certo senso anche la Casa dei Sogni, che gli aveva giurato di fargliela pagare, proprio perché quando era arrivata la magistratura, quella craxiana chiaramente,
era partito in tromba a raccontare tutto. Quando a un certo punto, dopo 5-6 anni, il vostro Marietto è stato assunto, il vostro Marietto faceva le pulizie. Ciao Antonia, ciao cara. Faceva le pulizie in questa struttura e non sapeva chi era questo signore in quel periodo lì. Però era diventato capo della contabilità della società. Era stata cambiata la società dopo quel golpe che avevano chiuso questa casa dei sogni, non esisteva più la vecchia amministrazione, ma il contabile era sempre rimasto e aveva fatto scala, no? Era diventato il responsabile della scala. Quindi cosa succede? Succede che praticamente questo qui era diventato un pezzo a 90 con la nuova amministrazione. E un bel giorno il vostro Marietto, che faceva le pulizie in questa struttura, era già passate alcune volte che prendevamo insieme l'ascensore, perché lui arrivava alle 10 di mattina, andava su nel settore contabilità, io facevo le pulizie, ci incontravamo in ascensore e lui fumava la sigaretta e mi buttava il fumo addosso, no? Capite, come quelli che pensano di essere Padre Eterno. E un bel giorno il nostro Marietto salta dentro un ascensore con questo soggetto, no? E ha un flash, una visione che praticamente quest'uomo si sarebbe addormentato in un letto e poi in questo letto sarebbe bruciato vivo. Quando vedo questa visione prendo quasi un infarto e resto malissimo. Questa persona aveva sempre un'aria altezzosa, perché come vi ho detto aveva un parente politico molto importante a Roma, però io non avevo il coraggio di dire cosa avevo visto, no? Allora vado da un mio amico che faceva le pulizie con me, un signore, e quindi cosa succede? Succede che purtroppo questo tipo corre subito su a dirglielo. Il giorno dopo gli dice che guarda che c'è il Marietto che ha visto che lei molto probabilmente brucerà vivo mentre dorme. Ci rincontriamo dopo qualche tempo in ascensore, usciamo dall'ascensore, lui mi guarda e mi dice tranquillamente che io sono pazzo. Mi dice: tu ragazzo sei pazzo. Così. Io lo guardo, avevo cercato di aiutarlo, di spiegargli che l'avrebbero cotto vivo. È sempre un racconto di fantasia, non è che poi telefonato, io nego tutto, Sapete che il Marietto nega, se c'era Marietto nega, questo è un racconto di fantasia, che potrebbe succedere. Ora della favola, siamo nel 93, il Marietto se ne va via da questa struttura, va in Inghilterra a vivere qualche tempo, torna dall'Inghilterra e a un certo punto apre il giornale e sente che questo uomo, mentre stava andando a lavorare con la macchina color bianco, si è fermata contro delle altre auto, la macchina è bruciata e lui è bruciato vivo dentro, dormendo chiaramente. Io avevo visto un lenzuolo bianco perché non avevo approfondito la cosa per lo shock, ma in realtà non era un lenzuolo bianco, ma era una macchina 1 bianca. Quindi capite che certe dinamiche, quando uno lancia il sasso, poi il tempo può anche passare, ma quando una parte decide di lanciare una fattura, alla fine va sempre in centro. Questo, ciao Alberto, grazie di esserti unito nel diario Marietto di Santo. Ecco, questo per dirvi cosa succede alcune volte quando per ignoranza si fanno certe cose. Questo amministratore, cioè questo contabile, preso dalla voglia di raccontare tutto e bloccare questa ditta che gli dava del lavoro, perché in quel momento non so se pensava di fare la cosa giusta, però purtroppo quelli dall'altra parte che volevano difendere l'Europa avevano visto che questo signore era seduto sulla parte sbagliata e in un certo senso gli hanno fatto capire che alcune volte è meglio stare un po' zitti piuttosto che... Io, quando lui è bruciato vivo nella sua auto, ero a 80 km di distanza, telefono a mio padre adottivo per chiedere se era vero cosa avevo letto sui giornali, e lui la prima cosa che mi ha detto
mi ha detto: ma sei stato tu? Io gli ho detto: va, io sono a 80 km di distanza come minimo, sono mica Padre Eterno. Questo per dirvi che quando alcune volte spiegate a certe persone come va a finire, prima non ci credono, poi quando succede vi davano pure la colpa. Quindi, cari amici, questo è solo un racconto per spiegarvi nell'83 cosa succedeva in Italia. Quell'uomo è morto più o meno nel 92-93, bruciato vivo nella sua auto, da solo, si è fermato, la macchina ha preso fuoco e lui si era addormentato e si è bruciato vivo. Bene, cari amici, grazie di aver seguito questa piccola pillola del vostro Marietta Veneziana, e mi raccomando, fra un po' ci saranno i nati di martedì con Hildegard e Marietta Veneziana. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale YouTube di Hildegard e al canale YouTube del vostro Marietta Veneziana. Grazie cari amici, e alla prossima, ciao!